Cominciamo adesso questo viaggio attorno ai razzismi e con un passo indietro che vuole essere anche un primo passo avanti, perché parleremo in realtà di Grande Guerra. Partiremo dalla Grande Guerra con l'intervento di Borut Clavian, che è un ricercatore dell'Istituto Universitario Europeo di Fiesole, che ci parlerà di antitedeschismo e antislavismo tra Grande Guerra e Seconda Dopoguerra. Prego, Borut. Grazie mille, un saluto a tutti. Inizierei col dire che io, sentendo tutte queste relazioni interessanti, ho deciso di cambiare un po' la prospettiva del mio intervento, di quello che volevo dire, giusto per rendere le cose un po' più interessanti. E partirò con un'analisi della visita di Mussolini a Trieste, dato che ho appena pubblicato un articolo più o meno che entra nel merito di queste cose. Poi andrò a contestualizzare un po' sia nel tempo che nello spazio le differenti forme di razzismi, appunto, e poi per finire con il 2018 per analizzare un po' qual è il retaggio di quella visita e dei vari razzismi che sono ancora presenti. Allora, iniziando con una contestualizzazione della visita di Mussolini nel settembre del 1938, Mussolini come viene preparata la visita di Mussolini a Trieste? Mussolini non viene a Trieste per caso, niente è lasciato al caso nemmeno durante la sua visita, e non viene qui solamente per promulgare le leggi razziali, ma per tutta una serie di motivi. Allora, prima l'iconografia di come viene presentata, che ha un'importanza fondamentale di quello che vuole essere il messaggio di Mussolini a Trieste nel settembre del 1938. Mussolini, tutta l'idea della visita di Mussolini a Trieste è quella di festeggiare il 20° anniversario della venuta dell'Italia e degli italiani a Trieste. Quindi siamo ovviamente nel 1918, quando per la prima volta nella storia Trieste diventa parte dell'Italia. Quindi ovviamente Mussolini sbarca un po' come fecero i bersaglieri competiti di Roveto sul molo che prima San Carlo, dopo diviene Audace, con l'idea appunto di dimostrare, di presentare Mussolini come una figura che appunto si lega a quella dei soldati italiani che sbarcano a Trieste nel 18. Perché? Per presentare appunto dopo 20 anni quali sono i successi dell'Italia fascista, di Mussolini, che in 20 anni è riuscita a fare più o meno bene di Trieste una città italiana e moderna. Questi erano i due punti chiave che si voleva e che si doveva fare ovviamente dal 1918 in poi, e che è stato fatto in maniera meticolosa, più o meno con successi più o meno effettivamente avvenuti, con dei successi appunto di creare una città moderna e italiana. Infatti Mussolini, prima del suo discorso in Piazza Unità, cosa fa? Inaugura nuove industrie, non a caso infatti va a quello che da quell'epoca viene chiamata Aquilinea, prima nella Valle di Isaure va ad inaugurare la fabbrica Aquila, per esempio. Da quell'epoca in poi Isaure si chiama Aquilinea proprio in onore della nuova fabbrica che è sorta in quel luogo. Visita banche che ovviamente hanno avuto un ruolo importantissimo nel finanziare questi successi, come vengono presentati del regime, e ovviamente fa tutta una serie di visite, non da ultimo proprio anche fuori Trieste, a Gorizia e lungo tutto il
il confine con il regno di Jugoslavia, dove incontra i massimi esponenti della politica slovena e jugoslava, che sono ben felici di farsi fotografare con lui in abiti tradizionali. Quindi in quell'epoca appunto l'Italia e la Jugoslavia vanno più o meno d'amore d'accordo, non dobbiamo dimenticarcene, appunto dalla metà degli anni 30 con il patto Čamosto-Radinović. Infatti i due paesi sono ben allineati sia in politica interna sia in quella estera. Quindi in questo contesto rientra la visita di Mussolini a Trieste, dove non solamente appunto inaugura banche, inaugura fabbriche, visita banche e così via, ma inaugura tutta una serie di edifici pubblici che fanno ancora parte del paesaggio culturale di Trieste. Pone la prima pietra per la costruzione della Casa del Fascio, che non so se tutti sapete, magari è quello che oggi è la questura. Questo immenso edificio appunto i lavori iniziano in pompa magna, ovviamente con la posa della prima pietra, ma non solamente, non è un caso che la Casa del Fascio venga costruita proprio lì, dov'è. Infatti l'idea era quella di una continuità tra l'impero mussoliniano, infatti da poco promulgato dopo l'invasione dell'Etiopia, di farlo coincidere con quello che era l'impero romano. E appunto non è un caso che la Casa del Fascio, oggi questura, viene costruita in un dialogo simbolico con quello che c'è di fronte, quindi che è il teatro romano, portato alla luce ovviamente non dal fascismo, ma già anni prima, ancora ai tempi dell'impero asburgico, ma sicuramente a cui viene data una rilevanza fondamentale durante quegli anni. Quindi l'idea di legare quello che era l'imperialità della Trieste traiana con quella della nuova imperialità dell'Italia mussoliniana. Ecco, tutto questo non è un caso e rientra in un preciso disegno politico e ideologico che tende a dimostrare Trieste come il nuovo centro propulsivo di Trieste verso l'est, verso quell'Europa balcanica che è uno dei target della politica estera italiana durante il fascismo. Questo non è l'unico esempio, anche se fosse quello più eclatante. Un altro è menzionato all'Università di Trieste, appunto anch'essa viene iniziata proprio durante quella visita, non nel centro di Trieste per ridare forma a quel dialogo di Trieste romana, ma presentata come il nuovo cenacolo della civilizzazione italiana di tutta la regione, quell'idea della missione civilizzatrice che portiamo noi italiani, portatori di una cultura bimillenaria, a quegli italiani ancora riluttanti a divenire cittadini italiani, che non erano pochi, e ovviamente a tutti quelli che cittadini italiani ma di non nazionalità italiana, che sono più o meno la metà della regione nella Venezia Giulia. Ecco, noi con l'università, con questo nuovo simbolo di sapere, di conoscenza, di cultura, ecco, ti riportiamo la civiltà. Quindi tutto questo viene portato in questo contesto nel quale si incentra il discorso di Mussolini in Piazza Unità, dove parla, oltre alle leggi razziali di cui hanno parlato appunto benissimo i miei predecessori, quindi non vado ad entrare nel merito, ma non è l'unico aspetto che viene menzionato da Mussolini. Il discorso di Mussolini lo trovate più o meno, credo sia in rete, disponibile l'intero discorso, non è che sia lunghissimo, come lo potete anche leggere, alla fine sono 3 pagine. E tra le altre cose,
Dato che ho menzionato un contesto europeo, la cosa più importante che secondo me va qui puntualizzata e sottolineata è che nel suo discorso Mussolini non solo non è succube di Hitler per quanto riguarda una politica anti-ebraica in Italia, ma nel suo discorso dà il nulla osta a Hitler per il suo attacco verso la Cecoslovacchia e la Polonia, quindi dà il nulla osta a quello che poi sarà la seconda guerra mondiale. Non dobbiamo dimenticare che appunto qui siamo il 18 settembre e pochi giorni più tardi la Cecoslovacchia viene smembrata e si dà inizio a quello che è poi le politiche di occupazione o comunque le politiche di invasione della Polonia di alcuni mesi più tardi, di un anno più tardi, del 39 della Polonia. Quindi ha un importantissimo ruolo non solamente di politica interna italiana, ma ha anche un ruolo cruciale di quella che è una politica europea che appunto sfocierà nella seconda guerra mondiale. Ecco, questo mi premeva sottolineare per quanto riguarda il discorso del contesto della visita di Mussolini del settembre del 38 a Trieste, e adesso su cui poi tornerò per concludere il mio discorso alla fine. Nel mezzo faccio un paio di commenti, di ragionamenti su cose che sono già state dette prima, per mettere, forse magari più che dare delle risposte, magari per porre altre domande, così che magari a volte è ancora più interessante avere altri punti di vista che non avere delle risposte certe e inequivocabili. Secondo il mio punto di vista il razzismo non è solamente un aspetto legislativo, e infatti, come è stato detto già prima dal collega Zannini, è una cosa che parte da molto prima, non è che sia una cosa che si inventa il fascismo, anzi è come direbbe uno storico tedesco, Wolfgang Schivelbusch, è uno stato della mente. È uno stato della mente che infatti non è un fenomeno europeo, e non a caso, appunto, come detto prima, se lo inventano più o meno britannici e francesi, impegnati già da tempo in contesti extraeuropei, e infatti è lì che prima che in contesti europei appunto il razzismo si sviluppa e continua poi in altri ambiti, in tantissimi altri aspetti, quindi non è che sia una peculiarità europea, anzi è un contesto, va preso, oggi diremmo, in un contesto globale. E infatti appunto non solamente britannici e francesi, ma anche appunto tutti quelli che entrano in un discorso coloniale extraeuropeo, ma anche intraeuropeo, sviluppano dei razzismi, appunto non solamente le grosse nazioni francesi, britannici o così via. Non dimentichiamoci gli spagnoli in America Latina o in America Centrale, ma anche ovviamente appunto gli svedesi, ma anche i russi nel Caucaso, per esempio. Quindi tutta una serie di diversi razzismi, di un'idea di superiorità razziale che ovviamente tocca diversi aspetti sia nazionali, etnici, religiosi, ma non solamente, è uno stato della mente che si rivolge verso l'altro con la E maiuscola, che oggi può essere il diverso dal punto di vista nazionale, domani può essere il diverso dal punto di vista dell'identità sessuale, una volta dopo può essere il diverso che è dal punto di vista religioso. Ecco, quindi ci sono diversi tipi di razzismi, e quindi devo dire che questo usato al plurale credo sia un'ottima forma per spiegarlo.
Però appunto voglio tornare che non si tratta solamente di un contesto legislativo, ma appunto di uno stato della mente che ben si nota con tutti quegli esempi che sono stati fatti finora, sia a Trieste che altrove, che si lega a quello dove è un contesto, come è menzionato da Tullia, che poi ne influenza le pratiche. E tornando a quelle che erano le relazioni che sono state menzionate per l'epoca della Seconda Guerra Mondiale, io me ne sono occupato per quelle che sono per l'epoca della Prima Guerra Mondiale, subito dopo l'attentato di Sarajevo nel 1914, e anche lì si trova una mole enorme di delazione dove vicini facevano a gara per scusi la parola, denunciare, grazie, i propri vicini di casa alla polizia. Quindi poco tempo fa, infatti, dato che siamo a Trieste, ho trovato di come un triestino che ama la patria ha denunciato i fratelli Joyce alla polizia austriaca. Loro non sono professori di lingua inglese, no, loro in verità sono delle spie britanniche. Quindi, e questo è solamente, ovviamente poi la polizia austriaca fa dei controlli, niente risulta a loro carico, quindi non vengono presi provvedimenti, ma una marea di altre persone se la passano piuttosto male. Quindi da alcuni giorni in prigione a molti mesi di prigionia, addirittura a fucilazioni. Ecco. Quindi le delazioni sarebbe un'ottima ricerca, che vengono fatte appunto sulla base di tantissime diversità, dalle diversità politiche. Infatti c'è un'enormità di anarchici veri e presunti. Allora dire anarchico era più o meno dire come oggi leggi antiterrorismo, che praticamente dipende dal contesto, ma terrorista può essere chiunque, o quasi. Beh, la stessa cosa poi alla fine veniva nel contesto di allora. E però ovviamente tantissime diversità dal punto di vista etnico, sia anti-sloveno, anti-serbo, anti-jugoslavo prima, o anti-italiano poi. Quindi queste denunce che erano basate sulla diversità dell'altro sono molto molto comuni. Infatti è qui che vorrei puntualizzare e sottolineare qual è l'importanza del contesto. Infatti come queste denunce poi influiscono, e qui c'è sempre, secondo me, da ragionare su una visione di qual è la risposta della gente e quella delle istituzioni. Perché e qui invece la legislazione è importante, perché se adesso mi viene in mente l'esempio di Ida Spetic, che aveva una macelleria nel 1914 in Largo Barriera Vecchia, dove subito dopo l'attentato di Sarajevo, dove viene ucciso Francesco Ferdinando, come ben sapete, e dà il via a tutta una serie di contrasti che poi sorgono nella Prima Guerra Mondiale. Quindi se Ida Spetic, quando dà della sciava a Anna Pagan, che entra come sempre a fare la spesa nella sua macelleria, perché lei aveva una trattoria in quella che oggi è via Matteotti, ecco, Ida Spetic si becca 2 giorni di prigione, infatti, per questo fatto. Questo è il contesto, quindi questo aspetto viene punito dalle istituzioni statuali. Ecco, è qui che l'importanza del contesto che tutela e punisce un certo tipo di razzismo. Ovviamente la musica cambia, non necessariamente subito nel 18, ma poco meno, dato che Mussolini nel suo discorso a Pola del 1920 parla della razza slava come una razza con la quale bisogna usare il bastone, e ovviamente per questo non viene punito.
Ecco che qui il contesto è completamente diverso, dove questi razzismi che si sviluppano, che non si sviluppano, anzi che continuano da prima della guerra, dopo la guerra, non vengono puniti. E ovviamente questo inizia tutta una serie di pratiche che poi sfociano in violenze, ma che poi vengono anche messe nero su bianco con tutta una serie di leggi che appunto nella prima metà degli anni 20 vanno a colpire quella che è la comunità tedesca nell'Alto Adige, con la proibizione della lingua tedesca e varie altre pratiche, e poi nella seconda metà degli anni 20 vanno a colpire quelle che sono le comunità slovena e croata nei nuovi territori annessi dall'Italia dopo la prima guerra mondiale. Probabilmente molti di voi, se siete triestini, avrete ancora nei vostri cognomi dei cognomi che nel 1926 sono stati trasformati da una forma slovena o croata o tedesca in una forma italiana. Sono un cambiamento avvenuto col Regio Decreto del 1926 con 2000 cognomi che vanno a colpire almeno 50.000 persone. Quindi probabilmente quindi e poi ovviamente c'è tutta una serie di pratiche sostenute da parte di quello che è una delle forme oppressive più efficaci del regime, che è l'istituzione del Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato, che con la forza della legge appunto nei prossimi anni, finché non viene smantellato dopo la seconda guerra mondiale, infligge una marea di condanne a morte, una marea di anni di reclusione, di internamenti, di incarcerazioni e così via. Ecco, quindi dato che devo concludere più o meno in 5 minuti, sintetizzo con 2 punti. Il primo, che non si ferma, che questo razzismo e questi razzismi non si fermano con la caduta del fascismo. Come questo non sono una peculiarità che inizia col fascismo, nemmeno si conclude col fascismo. L'altro giorno abbiamo parlato con un convegno non lontano da Como, sul lago di Como, non lontano da dove Mussolini viene mitragliato. Esatto, proprio lì vicino ne abbiamo parlato. E con un collega che ha fatto una ricerca su una rivista Difesa Adriatica, che è la rivista dell'organizzazione non so di quale organizzazione, credo sia Venezia Giulia, Dalmazia, qualcosa di questo tipo, che ancora a metà degli anni 50 in copertina mette Tito con una caricatura caricatura tipicamente nazifascista in forma ebraica, quindi col cappellino, col naso disegnato col naso a forma di aquila, in quest'idea dell'ispirazione giudaico-massone da una parte e slavo-comunista dall'altra. Ecco, siamo a metà degli anni 50, quindi questo non svanisce appunto con l'uccisione di Mussolini, ma continua in forme diverse negli anni seguenti. E appunto concludo con gli anni seguenti arrivando fino ad oggi. Parlando di continuità, in occasione della visita di Mussolini non solamente vengono costruiti quegli edifici con cui vi avevo parlato prima, ma ancora uno che tutti voi, se siete a Trieste ben conoscete, che è la fontana di Montuzza. Per celebrare l'arrivo di Mussolini a Trieste si costruisce una fontana in forma di fascio littorio. Infatti, se andate a guardare, ancora oggi c'è una fontana sopra la galleria, sopra la scala dei giganti, sopra la galleria che va attraverso Piazza Goldoni, sulla Montuzza appunto, simbolo del fascismo,
che non è mai stato problematizzato dopo la caduta del fascismo. Non c'è mai stato nessuno che abbia realmente problematizzato, nonostante questo faceva parte di tutta l'iconografia con la quale il fascismo ha usato per plasmare la cittadinanza, per plasmare la società. Tutti questi edifici e anche ovviamente il fascio littoreo che sta sulla Montuzza non è mai stato problematizzato come uno dei simboli del regime nello spazio pubblico e che ancora oggi fa parte integrale che faceva appunto parte integrale dell'iconografia del regime fascista e fino ad oggi sta al suo posto. Non solamente, e con questo concludo, con la marcia di Casa Pound che viene a festeggiare a Trieste il centenario di Trieste italiana, non so quanti di voi abbiano notato, ma la fontana di Montuzza non solo non viene ovviamente smantellata, anzi viene illuminata nei colori del tricolore italiano. Ecco, cosa che mi sembra un'ottima conclusione per parlare di razzismi italiani fino al 2018. Grazie. Una pessima conclusione di un ottimo intervento che ha ripreso molti fili delle cose che erano state dette e che credo abbia centrato, anche se ti sei spostato, voglio dire, seguendo gli stimoli, che abbia centrato un punto, cioè il rapporto fra razzismo e progetti politici che stanno dentro al razzismo. No, naturalmente il razzismo può essere considerato come semplicemente un fenomeno di carattere sociologico, se non addirittura psicologico, se inquadrato in un progetto politico rivela molto di più di se stesso.